Signore e signori, gentili ospiti, buonasera e benvenuti al concerto conclusivo della 12ª edizione del Festival della Coralità Veneta. Siamo arrivati alla fase conclusiva, che prevede la consegna dei premi e il concerto dei cori che hanno partecipato oggi alle audizioni e che si sono classificati nella fascia d'eccellenza. Questa manifestazione, organizzata da ASAC Veneto, è resa possibile grazie al prezioso contributo del Comune di Belluno e della provincia di Belluno, della Regione del Veneto, della Federazione Feniarco ed infine del Seminario Gregoriano di Belluno. A tale proposito, dunque, un ringraziamento particolare va a Don Giorgio Lise, direttore del seminario, e all'assessore Raffaele Addamiano del Comune di Belluno per l'aiuto ed il supporto. Saluto subito lo staff esecutivo del festival ed in particolare la direzione artistica nelle persone di Alessandro Raschi e Pierluigi Galeazzo e la commissione artistica del festival nelle persone di Roberto Brisotto, Riccardo Lapo e Maurizio Sacquegna. Mentre Alessandro Raschi, presidente di ASAC Veneto, e l'assessore Addamiano mi raggiungono sul palco, vorrei leggervi una preziosa lettera del nostro presidente Luca Zaia. Pregissimo presidente Raschi, nel ringraziarla per il gentile invito, purtroppo non potrò partecipare al 12° Festival della Coralità Veneta a causa di concomitanti impegni istituzionali. Affido pertanto il mio plauso per questa iniziativa di grande interesse che arricchisce il panorama culturale della nostra regione. Il Veneto è una regione dove la coralità ha costituito e costituisce un elemento importante della nostra identità. Il grande patrimonio di musica popolare, frutto della nostra storia e del nostro vissuto, appartiene a tutti. Da qui l'esigenza di tramandare questa cultura del canto, nata spontaneamente in ogni occasione collettiva. La musica è un linguaggio universale che unisce le persone, spezzando i silenzi senza parole per riempirli di note che arrivano dritte al cuore. Le corali sono quindi espressioni di sentimenti autentici, di fratellanza, di amicizia, di rispetto e di condivisione dell'amore per la musica. Queste donne e questi uomini valorizzano con le loro voci una tradizione musicale che è parte integrante del nostro patrimonio culturale. Nel complimentarmi con i premiati, rivolgo a tutti i presenti i miei cordiali saluti. Presidente Luca Zaia. Saluto nel frattempo anche la nostra preziosa giuria che decreterà questa sera il vincitore del Gran Premio di questa edizione del festival, presieduta dal maestro Camilla Di Lorenzo, maestro Sandro Filippi, maestro Alberto Pelosin, maestro Dario Tabbia, maestro Cinzia Zanon. Saluto inoltre la giuria del premio della critica Carlo Bologna, composta da 3 giornalisti attivi nella scena bellunese e triestina: Dino Bridda, Daniela De Donà, Rossana Paliaga. Saluto infine tutti i direttori di coro che fanno parte dello Stadi Tour, promosso da ASAC Veneto, coordinati dal maestro Mario Lanaro, che hanno seguito tutte le fasi del festival. Ed infine, anche voi questa sera sarete protagonisti e decreterete un vincitore tra i cori di eccellenza. All'inizio, all'ingresso, vi hanno dato dei bigliettini e a metà concerto passeranno dei nostri collaboratori tra di voi a raccogliere i vostri voti.
Consegniamo adesso, insieme al presidente di ASAC Veneto Alessandro Raschi, all'assessore e alla giuria, le targhe di partecipazione e i diplomi. Se volete raggiungermi sul palco. Buonasera. Uno ad uno chiameremo tutti i cori che si sono esibiti, consegneremo la targa di partecipazione e l'attestato. Cominciamo con il coro Voci delle Dolomiti, diretto da Michele Feltrin. Prego. Il coro ha totalizzato 80,80 punti e si distingue nella fascia di distinzione. Io volevo pensare. Vabbè. Il coro Solo Voci, diretto da Donato Cengia. Il coro ha totalizzato il numero di punti 74,40 e si inserisce nella fascia di merito. Coro Anzano, diretto da Paolo Stefan. Il coro ha totalizzato 73,80 punti e si inserisce nella fascia di merito. Il coro Incanti Diversi, diretto da Francesco Rossi. Il coro ha totalizzato 72,20 punti e si inserisce nella fascia di merito. Il coro Tre Torri, diretto da Giovanni Dalmolin. Il coro ha totalizzato 62 punti. Il coro Amici della Montagna, diretto da Silvano Piran. Il coro ha totalizzato 65,80 punti. Il coro Gli Antenori, diretto da Francesco Balandro. Il coro ha totalizzato 90,40 punti e si inserisce in fascia di eccellenza. Il coro giovanile e femminile Pipes of Peace, diretto da Marina De Ronchi.
Il coro ha totalizzato 78,40 punti e si inserisce in fascia di merito. Sempre il coro Anzano, diretto da Paolo Stefan in categoria 2A, totalizza 70 punti e si inserisce in fascia di merito. Il coro Nova Sinfonia Patavina, diretto da Davide Fagherazzi. Il coro ha totalizzato 90,20 punti e si inserisce in fascia di eccellenza. Il gruppo vocale Ottava Giusta, diretto da Valentino Carobin. Non vedo salire nessuno. Il coro ha totalizzato 73 punti e si è inserito in fascia di merito. Comunque un applauso. Il coro Gli Sconcertati, diretto da Andrea Mazzer. Il coro ha totalizzato 91,40 punti e si inserisce in fascia di eccellenza. Il coro Pop Chords, diretto da Sebastiano Verde. Il coro ha totalizzato 84,80 punti e si inserisce in fascia di distinzione. Ed infine Why Not Vocal Project, non diretto da Lorenzo Fattambrini. Il coro ha totalizzato 94,40 punti e si inserisce in fascia di eccellenza. Abbiamo anche dei premi speciali, in particolare per la sezione A, gli antenori, il premio per il brano Ai Preat, la Biele Stele. Nella sezione A, Nova Sinfonia Patavina, il premio per il brano Già mi trovai di Maggio. Ed infine, per la sezione D, agli Sconcertati, il premio per il brano Una poesia anche per te. Invito la nostra giuria e tutti i direttori di cori. Sì. Funziona? Sì. Eccoci, scusate. Allora approfittiamo del fatto che abbiamo tutti i partecipanti, i direttori
dei cori partecipanti adesso per dare anche di fronte a loro la parola all'assessore Damiano, che ringraziamo ancora per la collaborazione importantissima. Questo teatro ne è testimonianza, ma anche tutto il resto, all'organizzazione di questo festival, e verrà consegnato dai nostri incaricati anche un piccolo omaggio che il Comune offre a tutti i cori partecipanti. Assessore. Grazie. Intanto buonasera. Stavo per dire a tutte voi, a tutti voi, benvenuti al Teatro Dino Buzzati, ma direi benvenuti allo stadio di Belluno, visti i cori e l'entusiasmo e la passione che avete trasmesso a tutti loro. E da parte mia, come assessore alla cultura, ma più in generale da parte dell'intera amministrazione comunale di Belluno, un grazie per aver reso la nostra città e la nostra provincia davvero onorata di avervi ospitato e di aver sentito delle autentiche eccellenze. Perdonatemi le spalle. Voglio dire qualche breve parola, fare qualche breve considerazione, e vi chiedo la cortesia di prestare attenzione su alcune parole chiave del mio discorso. Intanto sappiamo che oggi noi diamo dei premi dovuti in ragione di una competizione sana su composizioni popolari, su composizioni sacre e profane, su pop, jazz e gospel della cosiddetta categoria 2, spero di non sbagliarmi Alessandro. E permettetemi di dire, e vi chiedo di nuovo fra pochi istanti un grande caloroso applauso, in realtà hanno vinto tutti. Hanno veramente vinto tutti sotto questo meraviglioso cielo di autunno della città di Belluno. Quindi vi chiedo un applauso. Cielo è una delle parole chiave, perché davvero dal 5 di ottobre, quando questa 12ª rassegna è iniziata, fino ad oggi, è l'atto conclusivo, l'intera provincia dolomitica è stata allietata e onorata di aver ospitato i cori e di aver sentito la loro meravigliosa musica e le loro meravigliose voci. È stato un momento, inutile dirlo, di crescita, di confronto tra i cori, di conoscenza e conoscività, tra i cori e per i cori, e nella città e nelle città che hanno abbracciato questa meravigliosa manifestazione. E credo che uno dei messaggi, ed è la seconda parola chiave, permettetemi, è gioia, perché quella che io sto riscontrando questa sera, ma che ho visto anche in altre occasioni in questi giorni, è davvero la gioia di ascoltare, che arriva fino nel profondo, nell'anima, nel cuore. E l'altro è quello che è l'essenza dell'ASAC e più in generale del mondo dei coristi. Perché tutti noi dei messaggi civili importanti. Io ne cito 3 fra i moltissimi che si potrebbero enumerare. Il primo è quello del valore della comunità, della squadra, dello stare assieme. La settimana scorsa in prefettura un coro meraviglioso di sole donne ha cantato una canzone famosa, You'll Never Walk Alone, non camminerai mai da solo. Credo che questo sia uno degli spiriti, una delle cifre portanti dei cori, dello stare assieme, che sai che il tuo compagno ti aiuterà nei cori come nella vita quotidiana di tutti i giorni. L'altro valore è il valore eterno della musica, e pensateci bene, coro inizia con la stessa lettera di cultura, perché cori è e sono cultura, con la C maiuscola. Il terzo e ultimo valore che mi permetto di portare alla vostra cortese attenzione è il valore della tradizione. L'ASAC opera dal 1979, ma in realtà i cori vengono da molto molto prima e li portano avanti, come in questa occasione, in sinergia proficua con tanti altri enti, tra cui appunto il Comune di Belluno. So che ci sono nel Veneto oltre 300 complessi musicali e oltre 10.000 appassionati cantori, gente che vive in maniera totalizzante il mondo dei cori per portare questi messaggi a beneficio di tutti. Ecco perché io mi permetto, rivolgendomi idealmente ancora a voi, ma in realtà a tutti i cori del Veneto, a tutti i cori d'Italia, di dire grazie per averci arricchito l'anima, che è la quarta e ultima parola che vi ho citato: cielo, no, gioia, messaggi e anima. Ora, io so, e sto per concludere, che l'Associazione per lo sviluppo delle attività corali del Veneto ha sede ad Asolo
E Asolo è la sede dove riposano le spoglie di una delle più grandi attrici. Noi siamo in un teatro, non in uno stadio del mondo, non solo dell'Italia, che è stata la divina Eleonora Duse. Ecco, morta, guarda caso, nell'aprile di 100 anni fa. Ecco, io immagino un ideale passaggio di testimoni, perché fra pochi giorni, il 15 novembre, e siete tutte e tutti naturalmente invitati, inaugureremo qui, nello splendido Museo Fulcis, che è esattamente di fronte a noi, una mostra che segna il connubio tra Rigo Boito e la divina Eleonora Duse. Quindi si passa sempre nell'ambito fondamentale della cultura, dai cori alla mostra. Ed ecco perché ho citato quelle parole chiave, perché c'è una frase meravigliosa di Eleonora Duse che compendia lo spirito di questi giorni e quello che sarà con la mostra, ma in generale di cosa dà nel profondo, nell'anima, nel cuore e anche nella mente la cultura. Lei diceva così: se la vista di cieli azzurri ti riempie di gioia, se le cose semplici della natura hanno un messaggio che tu comprendi, rallegrati, perché la tua anima è viva. Ecco, io credo, noi crediamo che in questi giorni la nostra anima, la vostra anima, sia stata più che mai viva. Buonasera. Grazie. Invito la nostra giuria e i direttori dei cori premiati ad accomodarsi in platea e diamo ora avvio al concerto dei 4 cori che si sono classificati nella fascia di eccellenza. Un applauso. I cori proporranno un repertorio di 4 brani ciascuno, 2 dei quali inediti rispetto al programma presentato alle audizioni di oggi. Iniziamo subito con il coro Nova Sinfonia Patavina da Padova, diretto da Davide Fagherazzi. Il coro si è classificato nella fascia d'eccellenza della categoria 2, composizioni d'autore sacre e profane. Il coro porta un repertorio dal titolo Parole antiche in musica nuova. Il programma si dispiega come un incontro tra passato e presente, dove antiche liriche rinascimentali rivivono in armonie rinnovate e giochi di contrasto tra tradizione e modernità. Le melodie e le strutture compositive, pur ispirate alla profondità del repertorio antico, si arricchiscono di timbri e sensibilità contemporanee, creando un ponte sonoro che abbraccia i secoli. È un viaggio che dimostra come il ritorno alle radici possa aprire a nuovi orizzonti, realizzando quell'idea in cui la riscoperta del passato è in sé un progresso. Il coro canta Già mi trovai di maggio di Bruno Bettinelli, O Gesù dolce di Bruno Bettinelli, Beata viscera Mariae Virginis di Roberto Di Marino e Signore ora lascia che il tuo servo vada in pace di Mendelssohn, ovviamente in tedesco, tradotto da noi per essere più comprensibile in italiano. Buon ascolto. Già mi trovai di maggio una mattina dentro un bel prato adorno d'ogni fiore
Invito ora a salire sul palco il coro Gli Antenori di Padova, diretto da Francesco Valandro. Il coro si è classificato nella fascia d'eccellenza della categoria 2, composizioni, elaborazioni o arrangiamenti su temi di ispirazione popolare. Il coro porta un repertorio dal titolo Popoli e Passaggi. Il programma intreccia melodie che sussurrano di terre lontane e amate, di un desiderio di pace che si leva come preghiera tra le voci e di una tradizione viva che pulsa nel presente. Ogni brano è un viaggio nostalgico, una carezza alla memoria e un richiamo all'anima della terra che respira nel canto come un eterno ritorno. I primi 3 brani che il coro porta sono arrangiati da Francesco Valandro. Ai Preat, La Biele Stele, Tri Martolod, Caledonia. Concludono con Nennella, un canto popolare arrangiato da Dante Conrero. Buon ascolto.
Trimartolo Johan, la 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 la, Trimartolo Johan, Ivone dave agin, Trimartolo Johan, la 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 la, Trimartolo Johan, Ivone dave agin, 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 Engam dave bel caset, la 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 la, dave bel caset, Egam du arnere, Egam dave bel caset, la 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 la, Egam dave bel caset, Egam du arnere. Betegam du an evige, betegam du an eve, betegam du an evige, betegam du an eve. Eki shamein arvei, la 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 la, Eki shamein arvei, udas mujete oriu, udas mujete oriu, udas mujete oriu, udas mujete oriu, udas mujete oriu. Age bazar beze, la 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 la, Age bazar beze, Rau servi jure, Primarlo Johan, la 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 la, Primarlo Johan, Ivone dave agin, Primarlo Johan, la 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 la, Primarlo Johan, Ivone dave agin. I don't know if you can see the changes that have come over me in these last few days. I've been afraid that I might drift away. So I've been telling old stories, singing songs that make me think about where I came from, and that's the reason why I seem so far away today. But let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, and now I'm going home. Oh, if I should become a stranger, you know it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. Ooh, I am moved and I kept on moving. Proved the points that I needed proving. Lost the friends that I needed losing. Found others on the way. But let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, and now I'm going home. Oh, if I should become a stranger, you know it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. Now I'm sitting here before the fire, the empty room left for a squire, the flames that couldn't get any higher, well they wither now, they're gone. But I'm steady thinking
speaking, my way is clear, and I know what I will do tomorrow, when the hands have shaken and the kisses flow. Well, I will disappear. But let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, and now I'm going home. If I should become a stranger, I know you would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. Caledonia's been everything I've ever had. La barca lenta andava alla deriva e lui dimenticava di remare, ma l'acqua già gravava nella stiva, mentre Nennella chinavasi a baciare. In alto mare, oh mare, oh mare, manca la luna, la notte è bruna. Che cosa importa che sia stellata, purché ci sia la donna amata. Ma il mare con un colpo a tradimento sbandò la barca sì leggera e snella, un urlo soffocato ed un lamento, caduta in mare la povera Nennella. Piccola e bella, oh mare, manca la luna, la notte è bruna. O stelle, un raggio d'oro per ritrovare il mio tesoro. In una borgatella di marina or vive un vecchio pazzo in riva al mare. Avete ritrovata la piccina? Non la si trova, tornatela a cercare. In alto mare, oh mare, oh mare, manca la luna, la notte è bruna. O stelle, non ho più pace. Sul letto d'alghe, Nennella Ed ora Why Not?
Vocal Project di Sargedo, non dirige Lorenzo Fattambrini. Why Not si è classificato nella fascia d'eccellenza della categoria 2, composizioni, elaborazioni o arrangiamenti vocal, pop jazz, gospel e spiritual. Il coro porta un repertorio dal titolo Perché no? Liberi percorsi vocali. Il programma si sviluppa come una suite barocca in 4 movimenti, esplorando un ricco ventaglio di emozioni. Si apre con uno slancio verso nuove possibilità espressive, seguito da un dolce omaggio alla resilienza e alla purezza che fioriscono lungo i sentieri più impervi. Un movimento meditativo ci immerge nella riflessione sulla dualità tra luce e ombra, offrendo uno sguardo sull'effimero dell'esistenza. Infine, con un tocco ironico, il viaggio si conclude tra ritmo e leggerezza, celebrando lo spirito vivace e disincantato dell'anima umana. Il coro porta Message in the Bottle di Sting, Una stela alpina, testo e musica di Davide Peron, Notturno, testo e musica di Maurizio Fabrizio, e Figlio unico, testo e musica Adorinan Barbosa, testo italiano di Riccardo Del Turco. Tutti gli arrangiamenti sono elaborati da Lorenzo Fattambrini. Buon ascolto. Too much, 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 Just a castaway, an island lost at sea. Oh, another lonely day with no one here but me. Oh, more loneliness any man could bear. And rescue me before I fall into despair. I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Message in the bottle, yeah. Whoa, whoa, whoa. Message in the bottle. And he whispers as I roll my thoughts. I should have known this right from the start. From the start. Only hope can keep it together. Love can mend your life, or love can break your heart. I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Message in the bottle, yeah. Message in the bottle, Woke up this morning, I don't believe what I saw. 100 billion bottles washed up on the shore. Since I'm gone, I'm gonna be alone. So lonely, 100 billion castaways looking for a home. And what I send them SOS to the world. I send them SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. message in the bottle, in the
Sending out an SOS, 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 sending out an SOS. Son venuto fin sulla cima, scavezzando alto su al monte. Son arrivato fin sulla in cima, portandomi nelle spalle la fatica. Ho spianzato la mia anima col sudore che mi lava il cuore. Ho spianzato la mia anima col sudore che mi lava il cuore. Trova lassù nella cima che mi aspettava sa prima che mi partisa Su la stella alpina che la sapeva già tutto di me. Quest'anima libera col suo dolore che la sente quando che batte forte il cuore ed è anima libera col suo dolore che la sente quando che batte forte il cuore. Go trovava su nella cima che mi aspettava già prima che mi partì. Una stella alpina che la sapeva già tutto di me, già tutto di me. C'è tempo domani per tutte queste idee, per chi parte o rimane, seguendo le maree. Adesso ho bisogno di bagnarmi il viso nell'umido che scende all'improvviso. C'è tempo domani per la velocità di questa
può essere lieve la malinconia, come la pioggia che cade in questa via, lo sai, non ricordo quanti anni avrai gli anni di allora e cambiare non potrai ancora. Tempo domani per questa vita mia e domani che cosa vuoi che sia adesso? Vorrei solamente riuscire a liberare un aereo notturno che scivola su questa mia notte irraggiungibile. Porti pensieri invisibili, esattamente come noi. Io non so più dovunque fossi, Esattamente come io non so più, però dovunque fossi. Dovunque fossi Io non posso restare. non posso restare ancora un momento accanto a te, anche se il mio amore sai è solo vento, ma io non muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano, tanto lontano da te. Hai detto che non puoi tu restare ancora un minuto accanto a me. posso restare, Ti dispiace amore, ma tu non puoi restare. posso restare, muoio se non ci sei, devo prendere il treno che mi porterà lontano, e Voglio sapere perché. se stasera non sarò tornato a casa, sarà qualcuna che non dormirà. Ah sì? Sono figlio unico, La sua casa è vuota senza me. me, io non posso restare. Non posso ficarmi mais um minuto com você. Só ficar muito amor, mas não pode ser. Não pode ser. Moro, Moro e se oferece trem e sai agora, são se ora amanhã de manhã. Além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Eu não posso restare. Sei filho único, la tua casa è tanto vuota. Sei figlio unico, la tua casa è tanto vuota. Faz querendo tu, faz querendo tu, faz querendo tu. Não posso eu restar, não. Faz querendo tu, faz querendo tu, faz querendo tu. Sei figlio unico, la tua casa è vuota. Senza me.
E concludiamo con il coro Gli Sconcertati di Vittorio Veneto, diretto da Andrea Mazzer. Il coro si è classificato nella fascia d'eccellenza della categoria 2, sezione composizioni, elaborazioni o arrangiamenti vocal, pop, jazz, gospel e spiritual. Il coro porta un repertorio dal titolo L'abbraccio della musica. Il dolore è una forza che spinge l'umanità a reinventarsi, trasformando ferite in resilienza e ombre in luce. Di fronte all'insopportabile, l'uomo trova sostegno nella solidarietà, nell'ironia, nella nostalgia e più di tutto nella musica, che diventa cura e voce di ciò che non si può dire. Questo programma celebra la musica come rifugio e guarigione, dalla nostalgia risolta nella memoria di chi non c'è più, al conforto nelle notti più buie, fino alla gioia di cantare per superare ogni ostacolo, ricordando che ogni dolore può essere affrontato e persino trasformato. Il coro canta Una poesia anche per te di Elisa Toffoli, arrangiata da Andrea Mazzer, From Now On, arrangiata da Gillian Macmillan, Iris, arrangiata da Alessandro Cadario, e conclude con Sing, arrangiata da Mark Breimer. Buon ascolto. Forse non sai quel che darei perché tu sia felice. Piangi lacrime di aria, lacrime invisibili che solamente gli angeli san portar via. Ma cambierà stagione, ci saranno nuove rose, ci sarà dentro te al di là dell'orizzonte una piccola poesia, ci sarà. Forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia anche per te. Vorrei rinascere per te e ricominciare insieme come se non sentissi più ma tu hai tessuto sogni di cristallo troppo coraggiosi e fragili per morire adesso solo per un rimpianto, e ci sarà dentro te al di là dell'orizzonte una piccola poesia.
the sun began to dim, and felt that winter wind blow cold. A man learns with that fury when the glitter fades and there was one told. As from the rubble what remains can only be was through. If all was lost, there's more I gained, 'cause he let me back to you. These eyes will not be blinded by the light. What's waiting till tomorrow starts tonight? Let this promise in me start like an anthem in my heart. From now on, from now on. I drink champagne with kings and queens. The politicians praise my name. But those were someone else's dreams. The big flaws of the man I became. For years and years, I chased their cheers. My praises will always needing more. But when I stop and I see you here, I remember who all this was for. And from now on, these eyes will not be blinded by the lights.
Iris, tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me. Le hai scritte tutte col blu su pezzi di carta trovati qua e là. Dimmi dove, dimmi come cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te. Quando non stavo con te. E che sapori e che amori, che dolori e che profumi respiravi senza me. Iris, mi viene da dirti ti amo e lo sai, non l'ho detto mai, mai, mai. Quanta vita insieme a te, insieme che tu che ami, tu che non lo rinfacci mai, e non smetti mai di mostrarti come sei. Quanta vita in questa vita insieme a te. Dava dava, du 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 du. Dava Dava dava, du 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 du. Il mio nome, dillo piano, lo vorrei sentire sussurrare adesso che ti sono vicino. vorrei sorridere, La tua voce mi arriva, suona come un'onda che mi porta al mare. Ma che cosa di più? Iris, ti ho detto ti amo, e se questo ti piace rimani con me. Quanta vita insieme a te, insieme che ami, tu che non lo rinfacci mai, e non smetti mai di mostrarti come sei. Quanta vita in questa vita insieme a te. Dimmi dove, dimmi come, con che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te. Quando non stavo con te. E che sapori e che amori, che valori e che profumi respiravi quando non stavi con me. Senza me, Iris, ti amo davvero. Se questo ti piace, One, two, three. It doesn't matter if your days are long. Sing, It doesn't matter if your nights go wrong. sing, Just clap your hands and stomp your feet and sing it. Oh, 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 sing. It doesn't matter if you let you go. Sing. It doesn't matter if she hurt you so. Sing. Get up and dance. Just feel the beat and sing it. Oh,
doesn't matter if you're way off track. Sing, feel like you're headed for a hide and seek. Sing, just raise your voice and bring the noise and sing it. Oh, 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 oh. Sing for your mama, sing for your daughter, sing for your sister, Mr. Best Friends, brother, cause I don't know what you've been told, but music makes you lose control. Sing, 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 sing it all as hard as you can. Make them hear it from LA to Japan. Don't let them bring it down. This is how we do it now. Go and roll the windows down and sing, 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 sing it with your hands in the sky. Light it up like it's the 4th of July. Don't let them bring it down. You know what I'm talking about. A little bit louder now. Sing it for your mama, eh? Sing it for your papa, eh? Sing it for the whole world and all your girls and everyone that KO the beat, okay? I mean, you wanna take away. Go ahead, go sing it, don't talk to the beat, don't stop, no way, no way. Sing, 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 sing it loud as hard as you can. Make them hear it from LA to Japan. Don't let them bring it down. This is how we do it now. Go and roll the windows down and sing, 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 sing it with your hands in the sky. Light it up like it's the 4th of July. Don't let them bring it down. You know what I'm talking about. A little bit louder now. You know what I'm talking about. Sing a little bit louder now. Sing. You know, yes you know what I'm talking about. A little bit louder now. You know what I'm talking about. Sing a little bit louder now. Sing. Complimenti a tutti e 4 i cori che si sono esibiti questa sera per noi. E adesso le 2 giurie si ritirano per decretare i cori o il coro vincitore del Gran Premio e del Premio della Critica. Nel frattempo, ASAC ha indetto un premio per la musica corale, un riconoscimento ad una figura di spicco nel panorama regionale per la sua prestigiosa attività ed il contributo al mondo della coralità italiana ed internazionale. Il premio ASAC 2024 viene assegnato al maestro Gianmartino Durighello, che invito a salire sul palco qui con me. Ex insegnante di esercitazioni corali, ha portato la sua passione per la musica in tutta Italia e oltre, dal Conservatorio di Castelfranco Veneto fino ai più prestigiosi concorsi di canto corale. Giurato, compositore e collaboratore per riviste di didattica, ha diretto ensemble e pubblicato con editori italiani e internazionali, conquistando pubblico e critica, con uno stile che intreccia minimalismo e nuova semplicità. Tra premi, concerti monografici e opere trasmesse su Rai e Radio Svizzera, la sua musica continua a ispirare, spaziando dalla musica corale a progetti per sax e orchestra. Anche in pensione non si ferma mai. Oggi insegna composizione per la liturgia e continua a far vibrare le note della sua arte. Per consegnare il premio ASAC al maestro Durighello, chiamo qui con me anche Alessandro Raschi, presidente di ASAC Veneto.
Maestro, questo è per lei. Allora, nel frattempo io avrei qualche domanda per lei, maestro. Saluto Alessandro. Certo. Avrei qualche domanda per lei, vista la sua carriera brillante e lunghissima. Lunghissime, sono vecchio? No, non mi permetterei mai. Ecco. Da quanti anni fa scrive musica? Ma soprattutto vorrei sapere come si è approcciato per la prima volta al mondo della composizione. Poi mi ricordo quando cantavi tu i miei canti, mi davi del tu, no? Eri Corretto. Giusto? Sì. Intanto anticipo un attimo la risposta, ringraziando anch'io. Prima pensavo, ma non è una frase scontata, è sentita? Sono un po' insufficiente, nel senso che sono io che dovrei ringraziare la coralità per quello che mi ha dato, per quello che ho ricevuto. Ho fatto tutto sommato molto poco io per la coralità. E quindi grazie e anche un impegno, un augurio davvero che abbia lunga vita questo spirito della coralità, ma questo ci tenevo a dirlo, non è una frase fatta. Grazie. Quindi adesso mi ripeti la domanda? Certo. Da quanto tempo fa e scrive musica? Ma soprattutto, scusi, come ti sei approcciato per la prima volta al magico mondo della composizione? Sì. Beh, quasi da sempre, no? Io penso sia una cosa comune anche agli altri amici che scrivono. La prima composizione è stata sul pannolino quando sono nato, no. Dunque, uno comincia davvero subito a scrivere. Nel pannolino no, ma comunque in famiglia e a scuola scrivevo, no? Scrivevo soprattutto canzoncine, poi al liceo avevo un complesso, scrivevo cover di Black Sabbath. Quindi, vabbè. Sì, il mio primo premio che ho preso è stata una cover di Paranoid. Ok. Giusto per spaziare tra diversi generi. Esatto. No, fin da subito, poi è arrivata la passione per la coralità ricevuta, appunto. I primi premi li ho presi proprio con l'ASAC, premi di composizione ASAC, e quindi l'amore per la polifonia e la scoperta nella linfa italiana, che è tutta italiana, dello scrivere partendo dallo stimolo della parola, no? Sia sacra che profana. Quindi questo amore per la parola e poi, come dicevi tu, ultimamente soprattutto per quanto riguarda la musica cameristica anche e sinfonica. Ma fin da subito la composizione penso sia un innamoramento che prendi da bambino, con una leggera differenza. All'inizio, se devo pensare a quello che facevo, sei un po' tu che parli, no? Hai bisogno di dirti, di fare, di scrivere i pensierini in musica. Più vai avanti, mi sto pensando adesso, è quasi una composizione di ascolto, ti piace di più ascoltare. Quindi mi metto in ascolto della mia terra, la mia natura, la mia storia, la mia leggenda, i volti delle persone che ti commissionano o che ti richiamano qualcosa. Quindi scrivere da sempre, nella prima parte forse ero io che volevo dire qualcosa, più vado avanti scrivo ascoltando. Questa forse, se ho capito la domanda. Assolutamente sì, grazie. E ci sono dei passaggi significativi nella tua vita che ti legano al territorio del Veneto? Sì, tutto, no? Da bambino, come dicevo, allora la mia infanzia musicale è partita dalla famiglia, mio padre è direttore di coro, lo conosce bene Alessandro, e dalla mia famiglia, allora sia a scuola che nella chiesa si cantava tanto con gli amici e via, quindi indubbiamente l'habitat, no? E come dicevo prima, la coralità veneta è stata per me molto importante. Prima ancora di farvi parte, per un piccolo periodo ho anche fondato e diretto anche un coro, però prima ancora nell'ascolto. I miei libri di solfeggio, i miei veri libri di armonia erano i libri degli autori di quei tempi per coro. Non faccio nomi per non far differenze, ma è lì che sono cresciuto, quindi indubbiamente sì. Dopo il caso ho voluto che fossi insegnante, prima alle medie e poi in conservatorio, anche le medie, ma il conservatorio in particolar modo è una fucina di amicizia e
e di vita stupenda nella musica, quindi sono sempre stato legato, pur girando molto a livello nazionale ora, ma il Veneto mi ha alimentato sempre, sì, indubbiamente. Ok, e adesso invece cosa senti di apprezzare di più dell'attuale ambiente della coralità veneta? Una domanda un po' difficile per me perché devo ammettere, mi vergogno, chiedo scusa, vivo un po' al margine da parecchio tempo, anche se ogni tanto vengo ripescato e mi stupisco anche di questo, ma per vari motivi, prima anche, ammetto anche fisici, poi familiari e dopo di scelte di vita, vivo un po' al margine, nel senso che non frequento molto i concerti, faccio fatica, la mia principale attività legata alla coralità è scrivere. Devo dire che molti amici, sapendo come sono fatto, mi mandano anche parecchie composizioni o per YouTube o per WhatsApp e resto in contatto in questa maniera, ma devo dire, se devo contare i concerti che seguo nell'ultimo periodo stanno nelle dita delle mani e questo mi dispiace, vorrei poter far di più. L'impressione che ho intanto è molto bella, molto positiva. La prima cosa che mi viene in mente è il confronto tra com'era la coralità quando sono partito ed è veramente un mondo molto diverso. C'è una linfa comune di entusiasmo, di bellezza, ma quando sono partito io la maggior parte delle persone che guidavano la coralità erano amatori, nel vero senso della parola. I nostri direttori di coro non venivano dal conservatorio, no? Non erano musicisti, erano mossi da questo amore, erano dei pionieri eccezionali e fantastici. Oggi, con bellezza e anche gratificazione, devo dire, vedo anche i miei allievi, no, del conservatorio che non solo hanno cori, ma lo fanno molto meglio di come li avrei fatti io. E comunque oggi il direttore di coro e anche molti coristi sono musicisti, vengono dall'ambiente della musica. Questo è un dato aggiunto molto importante. Parlavo prima di YouTube, di WhatsApp, mi sono reso conto che molto spesso oggi si è alzato il palato uditivo, no? Una persona che viene a cantare in coro parte già da un livello molto più alto di come partivamo noi 40 anni fa, per un palato uditivo, un gusto, un'esperienza. La bellezza che ho sentito questa sera, in questi giorni, dell'ampiezza del repertorio, no? Che va dall'ispirazione popolare alla polifonia sacra, profana, al pop. Io penso che questo ventaglio e apertura di repertorio sia da mantenere, da coltivare, allargare ancora di più. Unitamente, questo è il mio augurio che faccio, quindi vergognandomi per essere un po' al margine, ringrazio e mi auguro davvero che questo ventaglio e ricchezza del repertorio sia una caratteristica continua e che si rinforza. Aggiungerei una cosa su questa ricerca ed efficacia tecnica sempre maggiore, motivata dal fatto che molti sono musicisti. L'invito, e questa sera ho avuto una bella testimonianza positiva a riguardo di quello che sto per dire, l'invito è quello che ogni ricerca tecnica del suono non vada mai separata dalla cosa fondamentale che deve stare sotto il canto, che è il cuore. Cioè noi cantiamo perché siamo innamorati e cantando arriviamo a un altro cuore che c'è di che ascolta. A volte, non sto parlando di questa sera, non sto parlando di qui, ma mi è capitato in altri contesti di vedere che a volte la ricerca tecnica, la preoccupazione tecnica, che è comprensibile, fa sì che ci possa dimenticare che siamo innamorati, che c'è un cuore. Invece il canto corale, trae sempre la sua forza da questo far vibrare qualcosa. Quando sei lì nel pubblico e senti che ti vibra, vuol dire che il coro mi ha fatto vibrare. Questa è la cosa, penso, principale, l'augurio che faccio. Allora mi dai il là per farti un'ultima domanda. È una domanda difficile, quindi puoi prenderti del tempo per rispondere. Allora, cosa ti emoziona di più della musica? L'ho detto appena adesso, l'innamoramento. Penso che non si può fare musica se non si è innamorati di qualcuno, di qualcosa, della vita, della bellezza. In questo senso la musica diventa come il respiro, non puoi farne a meno. Il giorno in cui non sarò più innamorato non scriverei più una nota. Penso questo, indubbiamente.
essere innamorati e trasmettere innamoramento. E il bello anche qui, ringrazio anche per questo di ritrovarmi, è che vedi volti, no, di amici che da tanto tempo, è davvero bello ritrovarci. Non so, direi questo della musica. La musica ha la capacità, oltre ogni linguaggio, di trasmettere non soltanto amore, che è diverso, no? Un conto è amore, un conto è innamoramento. Non so se riesco a spiegarmi. Certo. Essere innamorati non è solo amore, è qualcosa di più, è qualcosa di bello. Penso questo. Certo, allora mi sento solo di aggiungere che questa sera negli occhi di tutte le persone che sono state su questo palco abbiamo visto tanta passione, tanto impegno e tanto innamoramento. Sì. Prendi questo e tu prendi il tuo meritato premio. Ricordo il premio ASAC 2024 al maestro Gianmartino Durighello per la sua prestigiosa attività e il suo grandissimo contributo al mondo della coralità italiana ed internazionale. Grazie. Bene. Ricordo infatti quando bambino seguivo il mio coro e andavamo a cantare con il coro dell'An, diretto dal padre di Gianmartino. Quindi ricordi lontani veramente, di passione, di serate insieme, di amicizie, cose bellissime che anche lui ha vissuto e che ha trascritto nella musica, nelle note. Grazie Gianmartino. Allora la nostra giuria sta ancora deliberando, suppongo. Mi chiamano un attimo dietro le quinte, arrivo subito. Va bene. Allora io nel frattempo invece vi intrattengo raccontandovi chi era Carlo Bologna, perché noi abbiamo appunto questa sera questo premio della critica dedicato a Carlo Bologna e vi spiego chi era. Carlo Bologna ha tracciato sentieri nel giornalismo italiano con una penna che ha unito passione per le tradizioni locali e attenzione per i temi culturali. Bologna ha reso omaggio alla sua terra scrivendo di enologia e racconti locali con una delicatezza rara, trasformando ogni pagina in un tributo alla memoria e al vissuto. Il suo lavoro ha lasciato un'impronta importante che risuona, che ha trasformato cronache quotidiane in storie che parlano al cuore. Quindi ci spiegherà poi la giuria che ha decretato il premio della critica la motivazione per la quale ha assegnato questo premio al coro ispirato a Carlo Bologna, questo attivista giornalista. Eccoli, sono pronti, quindi li chiamerei sul palco, sia la giuria del festival, della categoria 2, categoria competitiva che si è tenuta oggi, sia la commissione del premio Bologna di cui stava parlando Beatrice. Eccoli. Prego. Forza, forza. Non siate Sono timidi. timidi. Ascolta, guarda il prego, Dino, anche Rossana, forza, non scappate. Ecco qua Dino, Bridda, Rossana, eccola.
Allora lasciamo la parola a Dino Britta, che è un giornalista molto attivo nella scena del bellunese, che ci dirà a chi è dedicato il premio della critica. Bene, come avete visto, questa volta l'ho vinta io, con le donne. Noi abbiamo fatto il nostro mestiere, che è quello di comunicare, e siamo andati a spiluccare proprio sui cori la loro capacità di comunicazione. Noi ci interessa quell'aspetto. Abbiamo visto un coro, ve lo dico alla fine, abbiamo visto un coro che crede molto in quello che fa, che ha molta fiducia del suo direttore. Li abbiamo guardati negli occhi stando là, perché da là potevamo vederli tutti a uno. E allora abbiamo notato anche che per il repertorio che hanno presentato c'è una caratteristica di conservazione, ma anche una caratteristica di sviluppo, una caratteristica del guardare avanti. Un messaggio anche estremamente interessante per il tempo storico che stiamo vivendo, con alcuni brani che ci fanno pensare e meditare, perché la musica deve anche far pensare e meditare profondamente. E poi la capacità che hanno dimostrato questi ragazzi, adesso ci sto arrivando, a raccontare. Siccome noi siamo dei raccontatori di professione, perché questo è il nostro mestiere, i nostri direttori ci dicono: senti, racconta, non aver paura di raccontare, è il tuo mestiere. Anche questi hanno fatto un racconto molto, molto interessante, e hanno soprattutto fatto proprio e metabolizzato i canti che ci hanno proposto. A questo punto non rimane altro che svelare il nome del complesso. Bene, cari amici, per questa 12ª edizione, il coro che noi abbiamo scelto come giuria della critica, meglio giuria dei giornalisti, insomma non siamo proprio dei critici, anche se portiamo qui con molta responsabilità il peso di Carlo Bologna. Ecco, io per una questione anagrafica rispetto a voi, ho conosciuto perfettamente Carlo Bologna, perché è stato anche il mio presidente del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, quindi grande critico musicale, direttore di coro, critico musicale dell'Arena di Verona, una persona straordinaria, un signore, effettivamente un signore. A questo punto l'ho tirata troppo lunga, sì? Allora premio a Gli Antenori. Invitiamo il direttore Francesco Valandro a raggiungerci sul palco. Ora diamo la parola al presidente della giuria del 12° Festival della Coralità Veneta. Quante volte ci siamo sentiti dire: vieni con noi stasera, usciamo? No, non posso, ho le prove del coro. Sarà capitato a tutti voi. Questo vuol dire che ci teniamo ad appartenere al nostro coro, ce ne sentiamo parte. Ci sentiamo parte di un progetto, di qualcosa che ha un inizio, una costruzione e poi un obiettivo finale. Noi della giuria oggi abbiamo visto in tutti i cori che hanno cantato per noi questo percorso e questo sentirsi parte di qualcosa, l'entusiasmo e la passione che ha portato tutti ad esprimersi nel migliore dei modi e a donarci la loro anima. Di questo vi siamo grati.
Per stabilire chi ha vinto il Gran Premio abbiamo avuto un po' di difficoltà, perché eravamo indecisi. Ma poi ci siamo lasciati trasportare dalla pulizia, dalla purezza, dalla semplicità di quello che abbiamo visto. Semplicità nel senso di essere veri, nudi, autentici. E quindi? Sì. E quindi ancora un po' di suspense. Esatto. E assegniamo prima il premio del che avete pubblico. dato voi. Esatto. Le davate. Avete avuto anche voi un ruolo determinante questa sera e con i vostri voti avete decretato il vincitore del pubblico. Voi, pubblico, avete deciso che il coro che questa sera si è esibito, che meritava il punteggio più alto, è il coro Gli Sconcertati. Andrea Mazzer, il direttore. Vince o vincono? Vincono, sono tanti. Il Gran Premio del 12° Festival della Coralità Veneta, Gli Sconcertati. Sul palco tutti sul palco. Raggiungeteci. Ragazzi del coro, raggiungeteci sul palco. Magari ci faranno anche un bis, aspettate un attimo. Allora, volevo consegnare un omaggio alle signore della commissione del Premio Bologna. Eccoci. Grazie. Grazie. E della nostra giuria. Cinzia. E ultima, ma non ultima. Beatrice. Grazie. Brava Beatrice. Prego, sconcertati, avanti. Poi Due parole io adesso. certo.
Eccoli, allora prima di lasciare, spero maestro che vogliate lietarci con un ultimo brano, sopportate ancora 2 parole semplicemente da parte mia di ringraziamento alla città di Belluno, alla provincia di Belluno, che ha accolto questo nostro 12° festival. Avete visto anche sul palco questa sera qual è un'espressione di quella che è la nostra coralità, una coralità vasta, sfaccettata, con tanti aspetti diversi, tanti repertori, persone diverse, giovani, diversamente giovani, giovanissimi. Abbiamo avuto, soprattutto nella categoria numero 1, quella non competitiva, tanti cori di bambini che sono il nostro futuro, ma sono anche un grande, importantissimo presente, anche di livello veramente molto elevato. E questo è dovuto alla passione di tante persone, di tanti musicisti, di tanti maestri, e il nostro ruolo come associazione è di dare loro delle opportunità come questa, quindi concertistiche, che comunque hanno sempre una finalità di crescita, di formazione, che non è solo il normale concerto, ma anche un momento di sano confronto positivo per un miglioramento del lavoro che tutti noi svolgiamo, un lavoro inteso però dal punto di vista più alto di questa parola, quindi tutti insieme, guidati da un maestro, uniti per ottenere un risultato artistico, ma anche un risultato di coesione, di insieme, come diceva il maestro Durighello, di innamoramento, che ci aiuta a crescere, ci aiuta a migliorare, ci aiuta a vivere meglio, più sereni, più felici, e donare anche ad altre persone questa gioia, questa felicità, questa voglia di vivere e di fare musica. Grazie a tutti i cori che hanno partecipato, ognuno con le proprie possibilità, capacità, tutti hanno donato qualcosa, hanno creato questo grande mosaico di questo nostro festival, e ogni giorno con il loro impegno, con la loro passione, creano quello che è questo mondo enorme della coralità in Veneto, ma anche in tutte le altre nostre regioni italiane. ASAC ha 280 cori che fanno parte di questa associazione in tutta Italia. Nella federazione nazionale di cui noi siamo soci fondatori ne abbiamo oltre 2800, quindi una massa enorme di persone che, oltre a stare insieme, svolgono anche un servizio importante di sostegno, di mantenere viva quella che è una tradizione non solo popolare, ma anche una tradizione della musica antica, che solo grazie ai cori sopravvive e viene proposta al pubblico, della musica barocca, romantica, e poi della musica contemporanea. Abbiamo tantissimi giovani, giovanissimi e diversamente giovani come il maestro Durighello, compositori che continuano a produrre musica, e i cori ve la portano alla vostra attenzione, e quindi grazie ai cori, grazie al nostro pubblico, e viva la musica. Mi permetto di aggiungere, Alessandro, grazie mille a te e ad ASAC Veneto, che permettete sempre che la coralità veneta abbia il valore che si merita. Vi lasciamo con la musica e con gli sconcertati. Grazie per essere stati con noi in questa lunga giornata e in questa serata. Portatevi a casa tutto quello che di più bello la musica ha da offrire. Buon ascolto. Ba 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 ba
quasi, 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 quasi sempre c'è gente che facile non si riprende più. Ma tu, ma tu, ma tu, guarda me, vedo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui li lascerei tentare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei, l'amore fa per noi, ha separato me, per noi c'è gente che come me non si riprende mai, lo sai, lo sai. Guarda, guarda, questo straccio di vita cos'è? Non la faccio finita, soltanto perché è pronto un altro caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non la proprio addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue che mi han detto ci sono cose su di lei che è meglio non sapere mai, sai che ricordo mi resta di noi, ma ci sono cose su di lei che forse non ci crederai, sai che ricordo mi resta di noi, sai che ricordo pau 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 para pau 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 para 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 Cielo è una delle parole chiave, perché davvero dal 5 di ottobre, quando questa 12ª rassegna è iniziata, fino ad oggi, è l'atto conclusivo, l'intera provincia dolomitica è stata allietata e onorata di aver ospitato i cori e di aver sentito la loro meravigliosa musica e le loro meravigliose voci. È stato un momento, inutile dirlo, di crescita, di confronto tra i cori, di conoscenza e conoscenza.